Cari amici, ben incontrati. Oggi è giovedì della Settimana Santa, un giorno speciale per i credenti. Con il giovedì noi iniziamo il Triduo Pasquale. Giovedì che ricorda in modo particolare l'Eucarestia e il dono del sacerdozio, venerdì che è memoria della morte di Gesù in croce, il Sabato Santo che è il giorno del silenzio in attesa della Pasqua di Resurrezione. Il Triduo Pasquale, giovedì, venerdì, Sabato Santo, segue poi la domenica di Pasqua di Resurrezione. Proprio per dare risalto a questo Triduo Pasquale, intendiamo in questo incontro quotidiano fare una piccola variazione sul tema. Non commenterò più i Vangeli del giorno, d'altra parte avremo modo di seguire la messa oggi, domani la liturgia della morte di Gesù e sabato sera la veglia pasquale. Quindi non seguirò più i Vangeli del giorno, ma vi propongo una riflessione d'altro genere, una riflessione sulle ultime parole di Gesù in croce. Non è una cosa che mi inventi io ora, è tradizione della Chiesa contemplare, ascoltare e meditare le ultime parole di Gesù. Fin dal tempo del Medioevo è nata questa devozione alle 7 parole di Gesù in croce. Oltre che a riascoltare le parole di Gesù, io offro un commento in forma di dialogo a Gesù stesso e diventa quindi una forma di preghiera confidente a Gesù che dona la vita per noi. Io credo che la cosa può essere particolarmente gradita e capita anche per il contesto che stiamo vivendo in questi giorni. Persone care, amici, parenti che ci lasciano senza la possibilità di dire una ultima parola. Tanto più allora possiamo apprezzare questa cura che la Chiesa ha sempre avuto lungo i secoli di raccogliere le parole di Gesù, meditarle profondamente e rilanciarle alla devozione e alla spiritualità dei suoi fedeli. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sei appeso sulla croce, dopo ore e ore di patimenti e umiliazioni. Catturato e incatenato come un malfattore, condannato a morte attraverso un processo farsa, sei stato insultato e scardito, schiaffeggiato e percosso. Lungo il cammino del Calvario, mentre avanzavi carico della croce, hai ricevuto lo scherno della gente e la violenza dei soldati. Giunto in cima al colle, ti hanno strappato la veste e denudato. Ora sei inchiodato sulla croce. Tuoi compagni sono 2 malfattori. In mezzo a tutto questo, tu conservi il pensiero rivolto al Padre, trovi la forza di invocarlo. Ma la tua richiesta è sorprendente. Tu non invochi
attenzione su di te. Non implori per te protezione o giustizia. Ancora una volta, come fu in tutta la tua vita, il tuo sguardo è sugli altri. Invochi per gli altri. Chiedi l'amore del Padre per tutti coloro che hai incontrato lungo il percorso del tuo supplizio. Le guardie che ti sono venute incontro nell'orto degli Olivi, Giuda che ti ha consegnato con un bacio, il sommo sacerdote che ti ha condannato sotto falsa accusa, Pietro che ti ha rinnegato davanti a una serva e via via, tutti gli altri. Tu passi in rassegna il volto di ogni persona incontrata, cogli nei loro sguardi parole e gesti, l'abisso del cuore umano, l'ignoranza, la manipolazione, l'odio, la paura. Il peggio che può uscire dal cuore dell'uomo ti è piombato addosso e ne sei stato avvolto come da un oscuro mantello di morte. Eppure tu hai continuato ad amare. Hai visto attorno a te soprattutto debolezza, fragilità, incoerenza e vigliaccheria e hai continuato ad amare. Ora sulla croce invochi il Padre. Conosci bene il cuore del Padre. Sai che il cuore del Padre tuo è capace di perdono. Pur soffrendo per il supplizio del Figlio, il Padre sa ancora perdonare. Ma tu quasi vuoi aiutarlo, vuoi facilitare il suo atto di perdono. Presenti le scuse per i tuoi crocifissori. Dici, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ed è vera la tua invocazione. Tu avevi colto nei tuoi crocifissori soprattutto ignoranza, inconsapevolezza, irresponsabilità. E così tu, oggetto di sopruso e di violenza, intercedi per i tuoi aguzzini. Dopo tutto ciò, come posso io dubitare del tuo amore per me? Come posso mettere in dubbio la tua volontà di intercedere per me, per noi, per ogni uomo, in qualunque situazione ci troviamo? Se i tuoi aguzzini non sono riusciti a impedirti di amare, come posso pensare che venga meno il tuo amore verso di me? In verità io ti dico, oggi con me sarai in paradiso. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo, non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché ci rileviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli disse, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ti sei lasciato crocifiggere tra due malfattori. Ti sei fatto solidale anche con chi commette un crimine
e per esso viene condannato. Questa tua solidarietà stupisce e ferisce il cuore di uno dei due condannati. Egli si rende conto che tu sei innocente, che una ingiusta condanna è stata pronunciata su di te, che non è quello il tuo posto, che non meriti il supplizio della croce, eppure sei lì. Anche il tuo modo di lasciarti condurre al patibolo lo colpisce profondamente. Nell'arco di poco tempo avviene in lui uno sconvolgimento interiore. Una luce lo invade dentro. Chi è costui, si chiede, che da innocente subisce la nostra stessa pena senza reclamare? E come può sopportare tanta sofferenza con così grande dignità? Sì, solo il Cristo di Dio può comportarsi così. Solo il Messia promesso ha la forza di rispondere in questo modo alla violenza inaudita che si è abbattuta su di lui. Solo Dio sa rispondere al male con il bene. Il buon ladrone viene folgorato dal tuo esempio. Riconosce in te il Cristo, l'inviato di Dio, e con tutta umiltà e fiducia arrischia una richiesta. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. La richiesta di questo tuo compagno di pena ti è di grande consolazione. Tu trovi lì sulla croce, accanto a te, crocefisso come te, un fratello credente. Va, la tua fede ti ha salvato. Quante volte, cogliendo la fede nelle persone che ti hanno avvicinato, hai usato questa espressione? Quante volte, in forza della loro fede, hai ridato a uomini e donne salute, perdono, pane e gioia di vivere? Quante volte hai saputo leggere nel cuore di chi ti avvicinava il desiderio di perdono e di salvezza? Ora, la richiesta non è di guarigione. Ora la richiesta è di salvezza eterna. E la richiesta di prendere parte per sempre nel tuo regno. Per te, che sei venuto ad offrire il regno a tutti, non poteva esserci richiesta più appropriata. Per questo la tua risposta è solenne. In verità io ti dico, oggi con me sarai in paradiso. Dicono che il buon ladrone è stato fedele alla sua professione fino alla fine. È riuscito nell'impresa di rubare il paradiso. Da allora è diventata impresa facile per tutti. Basta credere alla potenza del tuo amore e avanzare una richiesta piena di fiducia. Ecco, abbiamo allora vissuto insieme questo bel momento di riascoltare le parole di Gesù. Io ho offerto un breve commento. Sono state le prime 2 parole di Gesù in croce. Domani, che è Venerdì Santo, ne ascolteremo altre 3 e sabato concluderemo con le ultime 2. Ci salutiamo anche oggi con la benedizione che invito a fare spesso, anche durante la giornata, se è il caso, almeno intenzionalmente. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per
per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata, buon Giovedì Santo.